come spazi alle rubriche settimanali Gnovis dal Monte. Alva in Denan il viaggio in Australia dalla delegazione dall'Ent Friul Talmont, accompagnata dal presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. Dopo la prima tappa a Sydney, la missione è continuata al Fogolar Furlan di Melbourne, dove la delegazione è stata ricevuta di Fred Martin, referente di tutti i Fogolars australians, e di Patrizia Corelli, presidente del Fogolar dal Luc. Che ha passe 1000 socis, 66 anni di attività e che ha ospitato in tale sua sede, fondata dal 1964, anche il presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. I due presidenti, Basso e Bordin, hanno creato la biblioteca dalla sede, che ha dentro pubblicazioni par Furlan, fotografie, documenti e la memoria storica dal Fogolar. Alla cerimonia dal Tai dalla Curdele e ieri anche il presidente dal Comit di Melbourne, Ubaldo Viganò, e il storico Coro Furlan. Il presidente del Consiglio regionale Bordin per l'occasione si è acchiattato con la console generale d'Italia in tale capitale dal stato di Vittoria, Anna Papalardo, e di questi incontri è nascita l'ipotesi di un partenariato strategico tra il stato australiano e il Friul Vignesi e Giulie. La terza tappa dal viaggio dopo Sydney e Melbourne è stata Adelaide, sede del Congresso dei Fogolars di Australia, che si fa ogni 2 anni e tira d'ogni i presidenti e i delegati di tutti i vot Fogolars Furlans australians. Lì è stato presentato il progetto Tourism dalis Lidris, che farà conoscere il nostro paese, che ha dentro duc che attorno in Italia e in Friul per svicinarsi agli Lidris dalla loro storia familiare e culturale. A mostrare il progetto, finanziato coi base dal PNRR e che si invierà in tal 2024, è stata Cristina Lambiase, coordinatore regionale per il Friul Vignesi e Giulie. L'Ent Friuli in Talmont, l'ha detto il suo presidente Basso, è stato dai primi a interessarsi e a diventare parte attiva di questo progetto, con che di fa conoscere ai discendenti i piccoli borgs di là che sono partiti i primi emigrati, con 2 obiettivi: di fa conoscere i loro leaders e in tal stesso tempo di creare un valore in più per i nostri turismi. Il congresso ha preceduto le celebrazioni per i 65 anni di fondazione dal Fogolar di Adelaide, di re di Marisa Baldassi. In cui i 2 presidenti, Bordin e Basso, a ieri anche il ministro del South Australia, per gli affari multiculturali, Zoe Bettison, l'onorevole Vincent Arzia e il consul d'Italia a Adelaide, Ernesto Pianelli. Passe 250 i furlans presenza alla fieste, insiorate coi chians e bai tradizionali. L'occasione è stata buona per presentare la squadra di Zovins, rivade Cumò dal Friul, per rinfreschiare e insiorare l'udiette dagli events culinaris e dal storic sodalizzi. E giuste di lì nos rive questo video salut che volentieri o fasinvioni. Adelaide la convigne itinerante dai Fogolars Furlans d'Australia. Si partiti di Sydney, si las Melbourne, si vinusca ad Adelaide. Calvin la presidente, per sé sino voi ad Adelaide, per sé vino sera voi la convigne proprio qua. E di fatto, proprio perché che voi ho celebrato i 65 anni dal Fogolar Furlan di Adelaide e ho venuto tutti i Furlan venuti insieme, quindi è stata una bellezza. E anche gli altri naturalmente così venuti, mi ha fatto un gran piacere. Grazie Marisa Baldassi, la Presidente, però è venuto un giovane che è venuto dal Friuli, Giovanni Freschi, con una bellissima iniziativa. A lei è un gran piacere, sono Brauros di Seon Furlan, anche se
Adelaide e Braurosi si parte di una famiglia furlane come quelle del Fogolar Furlan di Adelaide. Ho fatto una festa grande, ma l'era importante, anche perché ho avuto un blessing, una presenza unica, una presenza regionale che è fondamentale per rapportare anche mo, le forze e le motivazioni a tutti i furlani che sono cade Adelaide. Allora io ringrazio tantissimo le regioni, ci mancate molto, però a chi in Adelaide stiamo facendo un lavoro vero. Allora forza Friuli e grazie mille. Però l'onore più grande è di bevuta, c'è la vicinanza della regione, voi rappresentate dal presidente di questo consiglio regionale Mauro Bordin. Noi a nome del Consiglio regionale ringraziamo tutti i presidenti, tutti i focolari furlani in Australia, ma soprattutto ringraziamo tutti che in questi anni hanno portato i valori, gli ideali, le tradizioni, la lingua dal Friuli in tutto il mondo. Noi siamo veramente contenti di essere qui, siamo contenti di fare con loro, di ascoltare le storie, di avere la possibilità di dire a tutti, magari un per un, grazie per quello che avete fatto, grazie per l'impegno che portate avanti e ricordate sempre che la regione è pronta e disponibile a essere a vostra disposizione per qualunque tipo di necessità, sia lontane come distanze, ma sia vicino al cuore. L'ultima tappa dal viaggio è stata il Fogolar Furlan di Perth, ma di questo fevelarin ioibe cuven. Parusgnot alle dut, grazie e mandi.